Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati. Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del lunedì, del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto. Vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Oggi dovrebbe ripartire l'Italia, anzi molto probabilmente è ripartita l'Italia, vedete già dal titolo, si riparte. Ovviamente abbiamo fatto un po' un titolo mezzo italiano, mezzo in dialetto, speriamo ben, perché bisogna stare attenti a tante cose sotto il profilo sanitario, ma soprattutto l'intelligenza degli italiani, che finora sicuramente l'hanno avuta. Da questo momento per 15 giorni sarà un tempo determinato per capire davvero se ne siamo usciti da questo maledetto virus. Ne parleremo in studio, parleremo soprattutto a livello di economia e anche di sanità. Voi, come di consueto da casa, potete interagire con noi mandando un messaggio oppure telefonando. Tutto questo con Patrizio Bertin, presidente della Confcommercio di Veneto. Buonasera Presidente, buonasera. Grazie. Poi abbiamo Pierluigi Pilatti, direttore della chirurgia oncologica dello IOV. Buonasera, grazie anche a lei. E abbiamo Antonio Santocoro, presidente della Camera di Commercio di Padova. Grazie a tutti di essere qui, è un onore avervi, ovviamente anche visto il periodo che stiamo passando. Andiamo da Elisabetta Corazza in redazione. Buonasera Elisabetta. Buonasera a te Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e a chi ci segue da casa. Ricordo i numeri per partecipare attivamente alla trasmissione, possono chiamarci allo 049 80 77753 oppure mandarci sms al numero 345 3341 171. Bene, allora Elisabetta andiamo da Denis, che come di consueto lui all'inizio ci dà tutti i dati purtroppo della giornata, che iniziano anche a essere sotto un certo punto di vista positivi, perché nel pomeriggio quelli emanati dalla Regione Veneto, presenti a Padova, 0 contatti, e quindi davvero la strada è iniziata nel migliore dei modi, ma come ho detto, come ripeteremo spesso, sono questi i giorni più delicati. Denis. Esatto, hai ragione Giorgio, cominciamo, allora intanto buonasera anche da parte mia, cominciamo a vedere la grafica relativa ai contagi nazionali, insomma si comincia a vedere un po' la luce, i casi totali sono 211.938, i malati 99.980, quindi gli attualmente positivi che scendono, vedete, sotto quota 100.000, i guariti 82.879, i deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 195, hanno fatto salire il dato totale a 29.079. Per quanto riguarda i dati invece relativi al Veneto, anche qui la situazione fortunatamente insomma in miglioramento, con 18.378 casi totali, vedete rispetto a stamattina solo 5 nuovi casi, malati meno 26, quindi calano, attualmente sono 7.208, i ricoverati continuano a scendere, quelli in area non critica, siamo sotto quota 1000, siamo a 943, siamo sulla soglia dei 100, sono poco sopra i 100, 101 quelli delle terapie intensive, i dimessi sono 19 in più, 2724, i deceduti totali ospedalieri ed extraospedalieri sono 1539. Bene, allora prima di iniziare la trasmissione volevo ricordare, la settimana scorsa abbiamo avuto quella che doveva molto probabilmente diventare la Presidente dell'OMS, e ovviamente non è diventata perché lì la parte iniziale, ovviamente la parte di decisione è una scelta quasi politica, e in quella trasmissione Denis ha fatto un servizio che collegava la Cina ovviamente con l'OMS, i rapporti fra loro due, i rapporti perché è diventato presidente quello che è diventato presidente. Dico questo per fare i complimenti a Denis, perché ha ricevuto, pensate, solo in quel servizio lì ha ricevuto 50.000 visitatori da una parte e altri 20.000 da un'altra, quindi era un servizio che, se vi capita di vedere, guardatelo e rivedetelo attentamente, perché davvero è molto interessante, quindi era giusto ricordare anche il servizio che aveva fatto il nostro giornalista Denis Paran. Allora, oggi ci sono stati tanti decreti, qui più decreti che altre cose, e c'è il decreto nazionale e c'è il decreto delle regioni. Allora andiamo a vedere che diversità c'è tra il decreto del nostro Presidente del Consiglio e il decreto del nostro Governatore Luca Zaia. Vediamo il servizio.
Oggi più che mai verrebbe voglia di sbottare esclamando che è tutto un gran casotto. Sembra sia la frase che più riassume questo 4 maggio in cui 1.200.000 veneti hanno risposto alla chiamata delle aziende. Ad attenderli un balletto di apri e chiudi, di permessi e negazioni tra ordinanze regionali e di DPCM dello Stato. Alcuni punti, per quanto ci riguarda, saltano subito all'occhio. Il DPCM appare liberale sull'asporto nel caso dei bar. L'ordinanza del Veneto prevede anche nel loro caso l'ordinazione online o telefonica. Il DPCM offre la possibilità di praticare sport esclusivamente in forma individuale e con conviventi. L'ordinanza del presidente Zaia apre anche agli sport non individuali per professionisti e non. Sembra quindi che in alcune situazioni prevalga l'apertura delle ordinanze, giocando con l'avvocatura regionale sulla mancanza di specifiche che a oggi non ha in nessun caso portato la regione in tribunale. Nel caso in cui sia la regione a porre restrizioni e il DPCM non le preveda, sembra sia lo Stato ad averla vinta. Si mutua sempre in maniera estensiva. Guardate, peraltro non c'è nessun conflitto con il DPCM o col governo. Ve l'ho detto fin dalle prime ore. Cioè noi non facciamo le ordinanze per far vedere che siamo più bravi degli altri. Noi le facciamo a volte per dare l'interpretazione autentica, per uscire dal tema delle FAQ. E quindi dico, ringrazio tutti coloro che controllano. Però direi a tutti di non avventurarsi in disquisizioni giuridiche, perché non compete a chi controlla. Cioè chi controlla deve applicare l'ordinanza. Perché a volte arriva cittadini e dicono ma mi hanno detto che il DPCM vale più dell'ordinanza. No, l'ordinanza non vale nel momento in cui c'è una sentenza che dice che non vale. Punto. Io sono autorità di protezione civile in un contesto di emergenza, quindi sono anche soggetto attuatore. Quindi quando firmo un'ordinanza non la firmo solo come nella qualità di Presidente di Regione, ma anche come a soggetto attuatore di protezione civile. Le nostre ordinanze vengono depositate in unità di crisi, quella di ieri è stata depositata, stamattina abbiamo fatto un'unità di crisi, viene messa a verbale agli atti. Quindi non esiste che qualcuno si avventuri a fare attività che non sono di competenza di chi controlla, cioè decidere cosa applicare. Quindi l'ordinanza è più estensiva, si applica l'ordinanza. Il DPCM è più estensivo, si applica il DPCM. Si sta sempre, come dire i veneti, dalla parte del formaio. Allora, nel rimanere dalla parte del formaggio, allora, se il governo dice fate A, B, C e la regione dice fate D e F, bisogna che il cittadino segua le indicazioni di tutti e due, nel caso ovviamente ci sia la cosa più da seguire con più importanza. Mi sembra di aver capito questo, è vero, no? In modo tale che non ci siano dubbi, e abbiamo chiarito che questo. Siete tutti d'accordo nelle parole del Presidente Zaia, che ha detto praticamente se il governo dice una cosa, la cosa più importante la fa lui, se anche noi diciamo un'altra cosa più importante, la cosa più importante, le due cose più importanti devono essere eseguite, giusto? Sì, ma non è che tutta questa cosa sia anche un po' di confusione, dico io. Noi siamo il topo nel formaggio, ok, e cadiamo nella trappola, perché se queste DPCM o queste ordinanze cambiano ripetutamente, che tutti i giorni dobbiamo metterci davanti al televisore o guardare tutte le mail che arrivano per interpretare, perché bisogna anche interpretare tutte queste ordinanze, tutti questi DPCM, e poi succede sempre alla solita, è successo anche oggi con i fioristi, okay, che non era chiara la posizione dei fioristi ambulanti, se lo dovevano aprire o non aprire, e dopo per fortuna il governatore in conferenza stampa ha dato il via. Però siamo sempre comunque lì alla finestra a guardare cosa e come comportarci. Io penso che questo sia un po' difficile da attuare, quindi noi siamo veramente il topo in questa condizione. Santocoro, siamo il topo, come dice Bertini? Io penso che scenari come questi non ne abbiamo mai visti. Non sono mai capitati, quantomeno nell'ultimo secolo, tranne appunto i momenti in cui non c'era una globalizzazione come quella di cui stiamo vivendo adesso, per cui è chiaro che questa confusione ci deve essere, ma secondo me questo non dipende soltanto dalle regioni, non dipende dal governo, dipende dal fatto che essendoci una grande incertezza c'è una certa difficoltà anche. Però mi scusi Santocoro, nell'incertezza basta essere chiari delle volte, no?
Certamente. Cioè, se lei dà un dispositivo, un decreto, se uno è chiaro e non ha sfaccettature interpretative, uno riesce anche a capirlo. Se uno non ce l'ha, ha mille dubbi, oppure oggi con tutte le avvocature che ci sono, ha mille scappatoie volendo anche. Certamente. No. Io credo che il tema più importante sia quello di dare certezza e non di andare a disquisire in questo momento su chi fa i DPCM meglio e chi li interpreta meglio. No, è perché dopo la gente prende le multe, Presidente. Certo. Capito? Certo. Se uno non le interpreta bene, mica chi le fa meglio o male. Certo, io non metto in certo. dubbio, ci sono tutti bravi, non metto in dubbio che il cittadino, che in questo caso dice Bertini il Topo, interpreta male un decreto, certo. Quando esce per strada prende la multa. Non è che io do ragione a tutti, però poi il cittadino è quello. Io ho visto delle scene, avete visto anche voi nel web, mamma e figlia che andavano in ospedale, tornavano dal lavoro, l'altro aperto a Verona, multe a lei, cioè volevo dirle, se il decreto è chiaro e si intuisce e si capisce bene, questo non succede, tutto qui. Sono convinto, ma non è così facile discriminare e mettere, diciamo, sul campo tutte le situazioni possibili e immaginabili e all'interno di quelle individuare anche quelle più approfondite. Io credo che si stia facendo uno sforzo. Lo sforzo deve essere però quello di avere quantomeno la consapevolezza che ci stai muovendo secondo delle linee guida che bene o male tu riconosci. Cioè, dottor Pilati, lei cosa ne pensa? Io penso appunto che è un momento particolare, cioè di confusione, e che per quanto bene questi dispositivi vengono messi e vengono proposti dal governo e dalla regione, è difficile a volte praticamente rientrare con esattezza, perché la situazione cambia continuamente e quindi bisogna cercare di, all'interno di questo momento di confusione, cercare di chiarire sistematicamente tutti i vari punti che vengono a presentarsi e dove praticamente le interpretazioni sono diverse. Sì, ma non dovrebbe esserci confusione, dovrebbe essere molto semplice. Io dico, capitano tutte qui in Italia, non lo so perché, e sì, le cose sono molto semplici, si fa A, B, C, D e F, stop, non si fa più, decide il governo, decide la regione, poi quello si fa. E tutte invece, ci sono certe situazioni che non sono chiarissime alla popolazione, questo è un dato di fatto, insomma, certi fanno anche i furbi, c'è da dire anche questo, però è anche vero che tante, come diceva prima Bertin, i fioristi non sono riusciti a capire se aprire o meno. Però in questo momento qua, per esempio, la Regione è intervenuta e ha chiarito praticamente per quanto riguarda per esempio i fioristi, quindi dove praticamente non è ben chiaro un decreto o dove non è ben chiaro un aspetto, la Regione in questo caso ha chiarito, e quindi questo secondo me è la strada giusta. Perfetto, vabbè, era per chiarire il pensiero nel primo servizio che abbiamo fatto. Ora abbiamo già il primo collegamento ed è Andrea Ferretti, che è un economista, e iniziamo proprio nel ragionamento. Ho fatto questo preambolo di tutto quello che è stato deciso tra il governo e la regione, per poi ritornare invece su un episodio, sugli episodi che toccano ovviamente la realtà nostra. Buonasera Ferretti. Buonasera a tutti. Ovviamente grazie anche lei della disponibilità. Allora qui voglio prendervi un po' tutti. Succede, io vorrei capire da lei, poi avremo anche Barretta collegato, questi soldi che le banche non fanno arrivare rapidamente a chi ne ha bisogno, a detta del Presidente dell'ABI, che l'ho seguito ieri, dice guarda che non è colpa delle banche, perché le banche se firmano poi rischiano, se danno i soldi rischiano, perché il decreto fatto dal governo non è chiaro nei ragionamenti che facevamo prima, ha molte lacune, non è stato definito bene e quindi le banche, non fidandosi addirittura del governo, dicono no, momento, arriva Giorgio Morile, prima di dare i soldi è da verificare tutto. È così o sto dicendo un'inesattezza, Ferretti? Direi che la verità sta nel mezzo, nel senso che forse alcuni aspetti del decreto potevano essere effettivamente meglio delineati, perché effettivamente poi c'è stata se non sono ben delineati a livello di decreto, poi devono intervenire le varie circolari e quant'altro esplicative, e ovviamente si crea un'incertezza dal punto di vista della banca in maniera iniziale. Quindi io direi questo, a livello di decreto molto insomma è stato fatto, tuttavia poteva essere migliorato nella operatività e di conseguenza le banche probabilmente avrebbero avuto meno dubbi. Quindi tutto sommato adesso attraverso l'ABI e le banche si sta cercando di trovare una strada e le cose secondo me stanno migliorando, certo poteva andare meglio, però devo dire che adesso
un certo meccanismo, un certo volano, secondo me si sta, per quanto sento le banche eccetera, si sta mettendo in moto, continuamente sta cercando di adattare eccetera. Alcuni problemi rimangono, come ad esempio quello della responsabilità penale di cui lei accennava prima. Effettivamente da qualche parte si invocava un qualche antidoto tipo articolo 67 o 181 bis eccetera, dove vengono sospesi in certi casi le conseguenze penali, ad esempio bancarotta di vario genere e quant'altro. Perché è chiaro, Ferretti, nel ragionamento che le ho fatto, va alla banca, la banca dà e ovviamente il funzionario rischia la bancarotta. Insomma, adesso senza esagerare, però voglio dire, così. dire alle banche, insomma, voglio dire, adesso a parte il funzionario, non è quello il punto, però non c'è dubbio che nel momento in cui viene dato, siccome tra l'altro sono soldi garantiti dallo Stato e quant'altro, lei capisce che in qualche modo esiste il rischio che poi qualcuno ne chieda alla banca del fatto che è stato dato magari un credito in maniera troppo allegra. Detto quello, secondo me adesso si sta cercando una strada proprio affinché questi soldi arrivino alle aziende, perché questo è il fatto fondamentale, e almeno fino a 25.000 euro si sta cercando di fare il possibile, poi è un pochino più complicato. Io credo molto nelle autocertificazioni, perché purtroppo non abbiamo il tempo di fare tutti i controlli. Ma non pensa, Ferretti, io cerco di mettere il dito nella piaga o sulla piaga, come meglio vuole definirlo, che sia un po' troppo tardi nel far questo? Bisognava farlo prima. Secondo lei? È una domanda che le faccio, poi voglio sentire anche il pensiero di Bertini Santocono in merito. Sì, ha ragione, è stata un'emergenza, non ce l'aspettavamo in nessuna maniera, sono meccanismi che sembrano facili, poi in realtà nel concretizzarlo sono meno facili, perché hanno tante implicazioni legali, operative, di vigilanza, dei crediti deteriorati, ce n'è di tantissime problematiche, e quindi l'avvio è stato un po' giocoforza piuttosto. E perché negli altri paesi questo non succede? Perché altri paesi hanno potuto dare un finanziamento a fondo perduto direttamente alle aziende. Ahimè, noi non eravamo nelle condizioni di farlo subito e abbiamo continuato a farlo attraverso le banche. Credo che nel prossimo decreto qualcosa a fondo perduto direttamente alle aziende lo vedremo. L'ultima, Ferretti, e perché mi scusi se faccio l'avvocato, e perché nel prossimo decreto e non nel primo decreto non era messo i soldi a fondo perduto? Ci voleva un genio per capire che la gente aveva bisogno di soldi subito? Non credo, immagino, insomma, mi chiedo, dico. L'allarme suonava da tutte le parti, le sirene erano... Io capisco quello che vuole dire, però lei capisce che il primo intervento è stato fatto soprattutto mirando a dare garanzie ai prestiti erogati, in maniera che questo non andasse poi a pesare direttamente sull'indebitamento dello Stato, perché la garanzia poi pesa solo nel momento in cui viene scussa. Quindi si è provato iniziato a dare parecchio a livello di garanzie e non proprio come indebitamento diretto dello Stato. Dopodiché ci si è accorti che questo non bastava e nel secondo decreto arriveranno anche il discorso del fondo perduto. Certo, forse si poteva fare un mix delle due cose fin da lì. Bertini e poi Santocono, potete intervenire nel ragionamento, perché siete voi tra l'altro quelli che siete a contatto con ovviamente chi ne ha bisogno soprattutto di liquidità al momento. Sì, se posso io dico che un malato, mi insegna il professor Pilati, che va curato finché è vivo. Quando è morto non ha bisogno né di liquidità né di fondo perduto e neanche di prestiti dello Stato. Quindi l'intervento doveva essere fatto subito, immediatamente, come hanno fatto gli altri paesi, e noi ci troviamo sempre in queste condizioni. Dobbiamo rincorrere e non so quante imprese riusciremo a salvare. Questo è il grande problema, perché ormai sono passati più di 60 giorni e le imprese non hanno ricevuto niente, a parte i 600 euro, e a parte che quando tu sei chiuso e non hai né chiaro quando puoi ripartire né come puoi ripartire, difatti le domande per gli imprestiti di 25.000 euro sono state pochine. Quindi questo è un segnale logico, che in questo modo i soldi servono a gran poco. Santocono, poi sentiamo che Ferretti. Condivido in pieno quello che dice Patrizio Bertini.
Io dico solo, nel 2008, quando è scoppiata la penultima crisi, ormai era l'ultima, adesso è la penultima, se quando Marchionne andò a parlare con Obama per proporgli di fondere la Fiat con il gruppo Chrysler, avessero guardato, erano due società, tutte e due tecnicamente fallite. Se non fosse stato per il Presidente degli Stati Uniti che ha deciso di dare i finanziamenti perché si mettessero insieme e si fondessero, a quest'ora sarebbe stato un disastro. Invece il gruppo FCA adesso è uno dei principali player a livello internazionale. Allora qui ci vuole rapidità, come diceva Patrizio, nelle scelte. La gente, il fatto stesso che il prestito dei 25.000 euro ci sono state neanche il 20% del previsto in questo momento di adesioni, sta a significare che la gente dice non mi interessa in questa maniera, cioè o me le dai in un certo modo. Non solo, ma quando poi un'impresa, una media impresa, richiede un finanziamento basandolo solo ed esclusivamente sul fatto che è stata ferma 2 mesi, ha perso 2 mesi di fatturato e gli vengono richieste tante di quelle pratiche come per fare una due diligence, come se a tutti gli effetti tu dovessi mettere sul mercato questa azienda, quotarla eccetera, a questo punto diventa impossibile riuscire a farlo nei termini e questo spiega il perché di questa grande difficoltà. Questa è la vera incertezza, l'incertezza che uno dice posso chiedere dei soldi ma non so quando me li daranno e se me li daranno, mentre invece bisogna darli. All'inizio può intervenire anche lei Ferretti, all'inizio di tutto questo ragionamento io ricordo quando il Conte nella famosa serata disse abbiamo 400 miliardi, faremo da garanti, domani andate in banca, avete i soldi, vi discorrendo, io iniziai, non so se era presente Bertico alla trasmissione, avere dei dubbi con le banche. Ora sono informato, il ragionamento che ho fatto prima con Ferretti, mi dicono le banche no, state attenti, non è, rischiamo anche noi, perché come è stato fatto il decreto, è fatto dal governo, e papale, noi diamo dei soldi, rischiamo che ne dica Ferretti, però è quello che ha detto il presidente dell'ABI, ha detto rischiamo la bancarotta, i funzionari nostri rischiano se diamo dei soldi perché nei decreti non sono completi come avrebbero dovuto essere. Io dico parole che sono state dette dal presidente dell'ABI Ferretti, non da parte mia perché ovviamente non ho la capacità e nemmeno sono in mezzo per dirle, però ho raccolto queste denunce da parte e danno la responsabilità al governo di non aver completato tutta la parte burocratica che diceva Santocolo e Bertì e quindi l'errore come sempre parte a monte. Beh, ma guardi che non sto lontano da quello che dicevo, che dice Patuelli, che tra l'altro è persona molto seria e avveduta. Non dubito affatto che il decreto iniziale gioco forza aveva delle lacune che forse potevano essere affrontate prima. Siccome queste lacune ci sono, poi ovviamente sta all'ABI, alle banche e a quant'altro di cercare di metterci una pezza, come diceva lei, cercando di rendere operativa, trovare delle strade per fare arrivare con la massima urgenza, sono d'accordo con gli imprenditori ovviamente, questi soldi alle aziende. Io dico sempre che il grosso problema è questo, che se la ruota dentata delle aziende, dell'economia per così dire, si blocca temporaneamente, poi non riusciamo a metterlo in moto, ma se si rompono i dentini di queste ruote dentate delle aziende, dell'economia per così dire, allora diventa un problema serio, perché il meccanismo poi per rimetterlo in moto diventa veramente complesso. Quindi il nostro obiettivo è far arrivare queste aziende in maniera che non si rompano questi dentini dell'economia, questo è fondamentale. Ma senta Ferretti, dal punto di vista di un economista, i soldi a fondo perduto dove li trova lo Stato? Sta aumentando l'indebitamento non poco, eravamo già a livelli del 130%, secondo me viaggiamo tranquillamente verso il 150-160% e comunque sia la BCE, benedetta BCE, sta continuando a pompare nei mercati a ritmi spero ancora sostenibili ancora un po', una liquidità molto importante. La BCE ancora una volta si è dimostrato esattamente come nelle prime crisi l'unica macchina da guerra veramente esistente e devo dire che la Lagarde dopo uno inspiegabile tentennamento iniziale ha aperto quel varco che Draghi aveva creato. Quindi noi abbiamo da una parte stiamo aumentando l'indebitamento sicuro e dall'altra parte la BCE sta continuando a pompare denaro sul mercato. Senta, le faccio una provocazione e la prenda come tale. Non è che poi diventiamo come la Grecia. Oggi la Grecia, i greci sono convinti di essere greci, ma lei sa benissimo che sono tedeschi. Lei quando va in un
museo ad Atene, fa il ticket e i soldi vanno direttamente a Berlino, e in Grecia magari questo non lo sanno, però la Grecia è diventata ed è tedesca. Non è che anche noi rischiamo questo, oppure se l'Italia rischia di mettere in difficoltà l'Europa salta il banco? No, non diventa la Grecia, perché quello era un altro discorso. Quello era un gruppo di paesi che per alcuni motivi sono trovati in una crisi finanziaria molto complessa, quella del 2008-2011 e quant'altro. Ci sono stati degli interventi, come voi sapete, quei vari fondi salva Stato, eccetera, con tutte le condizionalità che allora erano previste. Questa è brutto a dirsi, ma per fortuna è un problema che non riguarda solo l'Italia, ma riguarda, direi io, tutti i paesi europei, per cui verrà affrontato a livello, cioè lo stanno già affrontando a livello europeo. Io spero molto che nella prossima riunione del 6 e dell'8 effettivamente qualche passo verso uno strumento condiviso, ad esempio questo Recovery Fund e quant'altro, ci sia. Perché questo strumento è fondamentale, perché, come vado predicando, l'intervento della BCE è eccellente ed eccezionale, tuttavia è uno strumento monetario, quindi per sé è uno strumento di breve periodo, va bene per l'emergenza, meno per la ricostruzione dopo. Certo. E allora di conseguenza adesso va benissimo, ma poi ci serve uno strumento diverso. Allora, Santocoro e Bertini, non finiamo come la Grecia. Certo, nel sentire Ferretti, che è un noto economista nazionale, cioè, un po' di tranquillità me la dà così. Me la dà anche a voi, oppure vi vedo molto seriosi, molto preoccupati? Quindi Bertini è addirittura arrabbiato, ormai Bertini è arrabbiato dappertutto e per tutti, quindi lo vedo continuo. Però non dà tranquillità quello che ha detto, poi sentiremo anche Barretta, non dà tranquillità quello che dice un economista che è un profondo conoscitore del sistema. Insomma. Col massimo rispetto per l'economista, perché lui è uno che studia economia, io sono un imprenditore e quindi guardo la realtà da un'altra prospettiva. Io dico che a settembre o a ottobre avremo metà della nostra forza lavoro a spasso. Avremo tanti licenziamenti che faranno paura. Perché le piccole e medie imprese, quando verrà ridotto lo spazio di vendita, ridotto la potenzialità anche di far entrare nei propri ristoranti, nei propri alberghi un tot numero di persone, di conseguenza avrà bisogno di meno forza lavoro. Quindi quando uno riaprirà già con metà forza lavoro, questo è chiaro. Quindi dico che non mi spaventa appunto la logica che dire non finiremo come la Grecia, ma noi in questa prospettiva qua siamo già tedeschi, siamo già, perché non abbiamo prospettiva. Se non si mette in moto veramente un piano Marshall per salvare le imprese e per fare dei ragionamenti seri, che io ripeto, sono un imprenditore, però non vedo neanche in questa task force messa in piedi dal governo un tal disegno di dire bene, guardate, adesso facciamo così e usciamo così. Non c'è, si va avanti a vista. Santocoro, perché ho la pubblicità. Ferretti, lei può rimanere con noi anche dopo la pubblicità? Grazie, certo. Allora andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco, poi sentiamo Santocoro. Tra poco rimanete con noi.